Euroregione News. Rivignano Teor, benemerenza, zigzag e auguri. La cerimonia che si svolge un anno a Rivignano e l'altro a Teor, quest'anno era la volta del Teatro Auditorium di Rivignano e la statuetta, ora chiamata Bronzetto di Rivignano Teor, insieme all'attestato di benemerenza, è stata consegnata dal sindaco Mario Anzi. Quest'anno di ricordare la figura di Beppino Fabris, ristoratore, albergatore di Rivarotta e anche sindaco di Teor. Siamo qui per encomiare Giona Bigotto, maestro, già sindaco anche lui di Teor. Siamo qui per elogiare la gelateria da Laura, che in 40 anni di attività ha fatto conoscere il nome del paese di Rivignano in tutta la regione per la bontà del suo gelato, ma è sempre stata presente a tutte le attività di beneficenza della comunità e sempre 40 anni fa è stato fondato qua il gruppo teatrale Dring Adelaide e oggi per questa sua prestigiosa carriera noi come amministrazione anche a questo sodalizio teatrale riconosciamo un doveroso tributo. Da Rivignano Teor per Euroregione News, Marco Masciò. Euroregione News.